Ok. Oh, pellicciotto. Oh, pellicciotto. Ah. Salve. Salve. Aspettate. Ah. Poi giù è una live improvvisa così, tanto per... E patane neurokiller, dice rimozione forzata. Boh, il prezzo è buono neurokiller, non è che malamente. Ciao, Agiuni. Tutto a posto? Mettiamo un po' di questa musica sottofondo. Ecco. Ok, ok. Fatemi leggere. Salve. Camera Cameto. Tel, mettimi mod. Ah, M1 Chris. Ho capito. Ah, beh, ma questo è l'altro canale, Chris. È il canale Carmine Migliacci, non è Carolina Gamer. Ciao ragazzi, c'è sarete di me che sta giocando a scala 40. A 20,70 euro, mo. Cacca sta una male di stabile, non zombie più. Siamo dei lupi. Vabbè, tutto parte. Me l'hai visto per sta magna sorriso. Vabbè, oggi mi fa piacere, ci hanno donato 100 euro, è buono. Camera, cosa usi per editare i video? Uso Adobe Premiere. Ragazzi, ne oggi fornute e io qua tombolella gioventù. Mi fa piacere, Mezz, mi fa piacere. Quando gioco di una tombola? Non lo so, Anto, non lo so. Non lo so. No, Megra non lo faccio, è giusto, sto stanco. Ho fatto sta diretta per parlare un po' con voi, tanto per prendere un po' di tempo. Hai fatto la live così validi da 100 euro? No, 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 non ci spero proprio, non ci spero proprio. Infatti, se volevo cavare Maradona, io vengo a pacchillato il canale, invece no. L'ho fatta qua proprio per parlare un po' con voi, perché comunque non faccio sempre live su sto canale, quindi... Vieni a Marano. Io abito vicino a Marano, Francesco, a Giuliano. Se mi chiamano per qualche evento è normale. Cioè, ma quando sto un PC per fare live, Roberti, dipende che devi fare. Se devi giocare per giocare, ti devi fare un bel computer, quindi sui 1000 euro sicuramente. No, mi piace, ho capito, non mica. Fino a che ora? Non lo so, Mattia. L'ho fatto, ma vediamo. Come così notturno? Io già dovevo fare la live questa sera, però sono tornato tardi da un compleanno e quindi automaticamente non l'ho potuto fare più. Ho detto, mo faccio sta live così e... Ma come sto bevendo? L'acqua là pure io. Ah, non scado l'acqua io. Buonasera, molto bene. Che si dice? Ciao Rosy, tutto bene? A te? Saretta sta qui, sta giocando a scala 40. Ora che fai? Non lo so, Gio. Niente, volevo parlare un po' con voi, è normale, poi ci fanno una chiacchierata, qua giù, perché non faccio mai live su questo canale. Quando pubblico video di Motormania? Video di Motormania? Stava già pubblicato, ma non sul mio canale. Mm, allora, no, va giù, mi state chiedendo il DJ rap, il DJ rap, allora, fate pensare un po'. Ma ve lo dico subito, i video che tengo scritto in modo che... Infatti per la settimana prossima devo fare questo video qua. Devo fare un video horror di Carolina, Ciruzzo e Saretta praticamente. E parla... non vi posso dire che parlo perché sennò vi copri da fuori. Però è un video horror comico tra Carolina, Ciruzzo e la Rossa. Quindi questo è horror comico, quindi è divertente, va giù. Quindi nello stesso tempo che stanno musiche, paure, queste cose qua, poi è divertente. Divertente, divertente. Poi devo fare la parodia di Bella Bionda con Raffaele. Sì. Che microfono usi? Ciao Giuseppe, questo microfono non so come si chiama, Podpack 1. Marantz si chiama, io non riesco a capire, l'ho preso da Amazon. Me ne sono grandi, ti voglio bene, veramente. Sei una persona brava, intelligenza e magicità. Aspetta un tuo video, grazie mille Antonio. Grazie veramente. Allora, voglio leggere un po' i commenti. Quando esce il video, cambiare quell'horror che appena hai detto. Francesca, devo... Domani non è cosa. Lunedì è Capodanno e sto impegnato. Martedì non credo. Penso mercoledì lo giro e vedo di pubblicarlo pure. Non vi prometto niente però.
come fai ad integrarti perfettamente nel ruolo di Carolina? Valentina mi viene spontaneo, non so dire come faccio, è una cosa che mi viene spontanea. Ma è normale che non riesco a crescere con il canale? Io gioco più volte possibile. Chantal, allora, oggigiorno, vai giù. Lo sapete, no? Tutti quanti comunque si stanno appassionando al mondo di YouTube e di fare video, perché è una cosa molto attuale. Però non è facile, perché proprio perché ci sono moltissime persone che vogliono fare questa cosa. Dimmi. Che fa? No, non fa niente. Dato che ci sono molte persone che vogliono intraprendere questo percorso, allora automaticamente risulta difficile, perché la gente non sa perché ha da avere, che ha da seguire. Vuoi activity. Sai, sonno sì, Gaia. Ci mi sono stanco, sì. Cambio una domanda, dimmi, Tammaro. La 7 ore di Giorep, lo so, vai giù. Lo so, lo so. Ho visto usare in macchina un'altra volta. A me ti piace il sushi? No, non mi piace. Non l'ho mai assaggiato, ma perché già non mi piace. Perché poi roba di pesci non è che mi piace assai. Mi piace solo il rotondino e basta. Porto più video su questo. Lo so, Mattia. Voglio, avete ragione. Devo portare più video. Questo è vero. È vero. Però voglio, sto un po' incasinato, quindi è questo il fatto. Però non vi preoccupate che riprenderò a breve a fare tanti video. Ogni volta che vedo un tuo video mi strappo un sorriso, anche nei momenti negativi. Mi fa piacere, Raffaele. Cosa farai a Capodanno? A Capodanno ho una serata da fare, se non sbaglio, cioè una nottata praticamente, a Villaggio Coppola. Però non è sicuro ancora che si fa questa serata e quindi questo è. Bene, a Natale ho vinto 50 euro, ho giocato a tombola, la faccia Luca, che buono, buono, è giù. Che se non viene a capo mi arrabbio, eh. Mi mancate, porta anche Sara, che mi manca la Saretta. Va bene, Deborah, va bene. Mi piace l'insalata, sì, l'insalata mi piace. Voi Joker, sì, mi ricordo di te. Allora, mi saluti, mi chiamo Cristian Cotumaccio. Ciao Cristian. Lo sai che mi fa morire da ridere, nei momenti più tristi mi strappo un sorriso, mi fa piacere. Husky Box. Voi, vai giù, che mi dite di bello? Che mi dite di bello, ragazzi? Pizza preferita? Mi piace la pizza crocchè. Però crocchè e salame. Che la fanno tutto quanto crocchè e prosciutto, no? Però a me al posto del prosciutto mi piace il salame, troppo buono. Io. Oppure la pizza con la mortadella e scaglie di pistacchio, come si chiama? Cioè, ti seguo da quando hai aperto il canale, sei un grande fratello. Ah, un grande fratello, ok. Insieme ai tuoi grandi attori, Ciruzzo e Raffaele Morizzi. Grazie mille, Mike, grazie mille. Luoghi abbandonati, Rer Toto, non lo so, perché sono molto impegnativi. Non lo so proprio. È finito il succo, che devi fare? Allora. Ciao Danny, no, non ti leggo, scusate se non leggo tutti, perché comunque. Ma che tenga Emiliano Cantona sotto? Come tenga Emiliano Cantona sotto che canta? No, mettiamo un po' come sottofondo questo, Ok, allora. Anche mio fratello di 4 anni ti segue e ride, ti stimo. Mi fa piacere, Checco, mi fa piacere. Un nuovo video con la sorella Cacaglia. No, la sorella era surda. L'amica era Cacaglia. Ti seguo da 4 anni. Sì, Lucia, sono 4 anni più o meno che faccio video, Non dormite, no, oggi ne facciamo sempre tardi. I video su Fortnite li fai ancora? Genna, sull'altro canale, Carolina Gamer, faccio live più che altro. Fortnite lo sto abbandonando un po', però. Ti posso mandare la richiesta su Fortnite, giochiamo insieme. Cristian, con tutto il cuore, io non ci sto giocando più a Fortnite. Non me lo finito di dire, proprio perché mi sta annoiando che cosa. Quando stacchi, non lo so. Quando mi scoccio. Qualche volta vorrei fare la diretta con te su Instagram, se ti fa piacere. Vabbè, magari faccio qualche diretta dove invito voi a interagire con me in diretta, non c'è stato problema. Ne ho comprato una webcam. Come si fa ad utilizzarla? ASCII, la collega, diciamo di solito basta che la colleghi al computer e basta, così il computer riconosce la webcam e la puoi usare. In qualsiasi altro caso devi avere un CD o un driver da installare.
Bella, fino a ora che stai con la live, tanto io sto svegli fino alle 5. Va buono Fabio, va buono. Buonasera Dracula. Giochi a bingo? No, Stanley, no, non gioco. Non gioco. La Ferest è live, lo so, Ciro. Fare delle maglie con la faccia di Carolina. Cri, io le feci tanto tempo fa, però sapete qual è il fatto? Non sono sicuro che le persone poi l'acquistano. Pensate pure di fare le maglie, cover, però le feci pure, però poi capì, fino a un certo punto. Ho un computer da schifo, è un Mac, da studio, lo so, allora ASCII no. Un Mac è un po' complicato, un po' complicato. Cambia a che ora? Te ne vai da Portoricano. Tammaro, io dovrei andare lì verso le 2, 2 e mezza, così so. Mo non lo so, però dicono che forse non si fa più la serata perché i biglietti non si stanno vendendo, ma ovviamente a Capodanno. Stai chiamando? Aspettate, voglio aspettate. Rafè, questo è in live. Dimmi. Eh, eh, eh. No, vabbè, penso che il messaggio è stato cancellato, ma non. Che fa? Ma non penso proprio, Raffaele. Tu comunque. No, sì, è perciò. Una volta che. In che senso? Almeno, cioè. Allora, ragazzi, mi muto un attimo, aspettate un attimo. Ok, voglio, no, niente di che, niente di che. Allora ve ne rivogliamo gli strascini, voglio, sì, vi ricordate? Mamma mia. Quanti video ho fatto? Voglio, ho fatto proprio tantissimi video. Ma non mi fermo, voglio, non vi preoccupate che non mi fermo. Allora, ciao Carmine, l'anno scorso abbiamo fatto la foto a Sant'Antimo, a via Roma dentro una villetta. Dentro una villetta a Sant'Antimo, sì, può darsi, sì. Comunque ti stimo un botto, continua così. Grazie mille, Christian. Cosa ne pensi? Che non c'è più Boschetto Bisunto. Ma non guarda a me, io ci penso più a crudo. Nome del tuo mic Joker si chiama Podpack 1. Bene che streghe scritto, non ci capisci qua giù. Allora. Ma perché c'è gente che chiede di vedere i piedi di Sara? È perché ci piace i piedi di Pier. Non so, non so. Segui il calcio? No, Alex, per niente. Niente proprio calcio. Seguivo, ma poi mi è passato genere. E comunque, poi Caroli ti seguo da tanto e mi fai ridere sempre nei momenti più tristi. Mi saluti, mi chiamo Ilaria, c'è Ilaria. Cosa pensi? Cosa pensi? Allora, aspetta, ci penso un commento, voglio. Ci penso un commento. Allora, cosa pensi che nel 2019 l'Inghilterra è uscita dall'Europa? Mi credi? Io non lo sapevo perché la notizia non mi è arrivata, non è che mi interessa poi così tanto, non ci ho capito un cazzo, non so niente, voglio, non so niente. Non so niente, quindi sono ignorante pure della materia, quindi non voglio cimentare su una cosa, non voglio parlare di cose che posso fare solo figure in merda, se ne ha già fatto ancora. Intimene, ha già inventato pure un compagno, ha già invitato pure un compagno di papà a vedere i video, addirittura, se vedi te serie, pure quando viene a casa mia, è buona, non ci capite. Ma Saletta non viene, no, sta giocando, no, cosa fa? Non lo so che sta facendo, poi sta vicino al computer, quindi non lo so. Ragazzi, non vi faccio vedere sto con gli Non si fa occhiali. vedere sta con gli occhiali, pure se si vede lo stesso, però. Non è vero.
Mi ti ricordi quando sputazzi? Ah, gli sputazzi con le challenge. Sì, sì. Sì, Fluin, sì, mi ricordo. Mi ricordo. Gennaro, perdonami. Ci sono troppi commenti per questo. Non riesco a leggere tutto. Il video con Giuseppe Savio quanto lo fa? Vediamo. No, Giuseppe Savio ha preso una sua strada e ha fatto bene così. Quindi. Vorresti fare un video con Sara? Sì, è certo, Cri. È certo. Va bene, facci parere un po'. Metti 2 video di paura, canzoni varianti. Voglio, non lo so. Posso mettere canzoni varianti? Metto questi, ah. Allora, io sto a ridere da 2 giorni. Io ho conosciuto mo a questo che non lo conoscevo. Vi faccio sentire sta canzone, ok? Voi mi dovete ascoltare le parole, però. Ascoltate le parole di questa canzone. E mi dovete dire se fa ridere. Ok? Aspettate che metto. Perché sennò io poi non. Sta a posto. Fatemi sapere se vi fa ridere. Sto cavallo ritorno, spiegatemi come si fa. O cavallo è tornato, ma la macchina ancora sta là. L'ingegnere ha fatto una scala, ma tengo 4 assi. Sono sceso e mi sono scordato e chiudere il gas. Vorrei trovare 2 calzini uguali, No, voglio copyright, non è DACA. se somiglianti mi accontenterei. Nessuno più se piglia sti cambiali. Ascoltate sempre, voglio ascoltate. E casa è fermato l'autore perché l'ha già ancora papà. Quando fa freddo mi mette do cappotto, se non fa freddo che tu mi metta a fa. Sintatiella rompe panzarotta. Cioè, non ha senso. All'uoia è fredda, o tu non ne sai a fa. Non ha senso. No, non la può scordare, se no chi te l'accorda sta chitarra. No, non si può negare, caroppa, punticella, ve ne barra. Sentite, voglio. I cavalli do circo, spiegatemi come hanno fa. Se li addestrano a roppa, a sinistra, non possono girare. No, vai Giulia. E casa è fermato l'autore perché l'ha già ancora papà. Vabbè, voglio, non l'apprezzate, non l'apprezzate voi, non fa niente. Non l'apprezzate sti canzoni qua voi. Comunque devo fare la parodia di Bella Bionda, già la tengo scritto. Cioè, capite? Se i cavalli li addestrano, poi a sinistra, non possono girare. Ma va bene. Allora, buonanotte Deborah. Di niente, Joker, di niente, non ti preoccupare. Mio zio che tifa Milan, ma io lo voglio stesso bene. Ah, boh, che c'è zecca, una squadra è comunque una cosa. No, Bella Troia, Simone, non fa Bella Troia. Mo ve la leggo, ok? Ve la leggo come fa. Allora, tengo scritto qua. Alto. Maronna mia. Ah, eccola qua. No, praticamente fa così. È una canzone tra Raffaello Paz
e Carolina, capite? Quindi praticamente fa vedere che Carolina sta comunque magari c'è un bar, c'è un bancone in un bar, che si sta pigliando un caffè, sta pigliando un drink, cose, sta cosa così, e venne Raffaele che avevo corteggiato, no? E quindi ha cominciato a fare bella bionda, parla con te, ti offendi se ti offro da bere, che sei Raffaele, poi parla Carolina, cape bomba, laggia con te, a bere né cosa, ne mancavo forni. E poi parla Raffaele, vieni rindo, bagno, faccio quello che vuoi, basta che esci con me, sempre Raffaele. Io ti porterò a casa Salvatore. Poi Carolina, mai manca da saccia siente per piacere voglio a fango. Raffaele, io ti porterò, rinda nuovi scure. Poi Carolina, fai faticchia si vicchia solo 5 minuti e poi non ce la faccio. Dice Raffaele, mai ti porta a gna, no? Dice Carolina, mai son che va, no? Sempre Raffaele, allora io ammazza, no? Carolina, io non riesco con te, sei un gatto. Hai capito? E poi ancora da... poi ovviamente registrato, poi la canzone sotto, tutte cose, ciù che cazzo io. Che lei dice, sei uno schianto, e invece ci fatto, sei un gatto, eh? La dobbiamo registrare, voglio questa. Ma aspettate, aspettate. Io la tenevo già registrata qua. La tenevo già registrata. Però con la voce mia normale, che era tipo una provina, una cosa così. Dovrebbe essere qua, voglio, aspettate. Se la trovo la faccio sentire la musica sotto. La cerco qua, aspettate. La cerco qua. Datemi 2 secondi. La registrai per farla ascoltare a Luca Sì, per Raffaele e tutti si fatta qua. No, voglio, ma non è, cioè, noi dobbiamo far rifare la base, l'amma registrare. Bravo, Crazy Player, sì, l'ho mandata pure nel gruppo. Aspettate, devo collegare tu WhatsApp webcam, porca troia. Allora, datemi 5 secondi. L'ho mandata nel gruppo, questo qua. Facetemi vedere. Dove stas? Dove stas? Ah, ecco qua. Bella bionda, parla con te. Ti offendi se ti offro da bere. Cape bomba, laggia con te. A bere né cosa, ne mancavo forni. Vieni rindo, bagno, faccio quello che vuoi. Ma basta che esci con me, io ti porterò coppa un trattore. Mai manca da saccia, sente per piacere, voglio a fango. Io ti porterò, rinda nuovi scura. Fai faticchia si vecchia solo 5 minuti e poi non ce la faccio. Ma io ti porto a gnano, ma io son che caivano. Allora io ammarzano, io non riesco con te che sei un gattone. Poi ovviamente da modificare cose. E la parte dell'uomo, diciamo, tra virgolette, la da fare Raffaele, io devo fare poi Carolina. Poi c'è sta questa piccola seconda parte, la seconda strofa, breve. Bella bionda, sei una bocomba, tu per me sei troppo corto, si o tappa. Cofanata volta, rindo, bagno, faccio quello. Cioè, nella canzone originale dice... no,
No, sei il top. Invece hai fatto cato per me sei troppo curto, sei il top. Quindi fa capire un po' che a scimità non arrivo, diciamo. E questo è poi. Vai, faccio sentire a voi perché ne siete 200 in live e basta. Quindi. E questo è, ragazzi. Voglio che mi dite? Sara dorme? No, sta qua Sara. Non so, sta pazziando, non so, sta a fa. Che canzoni ascolti? Rap, trap, Alex, napoletane, italiane, tutto, tutto. Un po' di tutto. Sara, ti salutano un sacco di persone. Ciao ragazzi, un bacio a tutti. Allora, ragazzi, facciamo così. Voi avete in mente qualche canzone che si potesse fare la parodia? Ovviamente noi canzoni vecchie, canzoni che potrebbero andare bene, cioè che si faccia la parodia, tutti quanti conoscono e quindi che possono andare bene. Cioè ditemi voi qualche canzone che mo magari si sta portando, qualche canzone nuova, ce la sentiamo insieme e vedremo magari la scrivere pure insieme una parodia. Scatola rosa, aspetta, è vero Emanuele? Perché questo oramai sono tutti quanti. Io la posso fare a modo mio. Vi sto leggendo, aspetta. Happy birthday di Sfere e basta, che l'hai asciutto mo. Taki Taki l'ha fatta Raffaele, ha fatto Kaki Kaki. Vida Loca mi state dicendo tutto quanto, voglio Vida Loca, ma Vida Loca che cosa? Cioè, che canzone è? Volete fare che la sapi tutto quanto è nella saccia? Vida Loca, può darsi pure che la saccia non me la ricordo. Ah, ma tu la sai Vida Loca? Yeshua. Gira che borsa Chanel e hai in una pistola per mano l'ultima che se sfreccia a 200 all'ora. Ci piace fa che sta vita loca. Cuccio per Filippo dai dono un coppo rush. Usare loro in canna perché si stradano e brillammo. No, voglio sincero. Non la sapevo sta canzone. C'ha 2 milioni di visualizzazioni in 2 mesi, non è poco, assolutamente. Vuol dire che piace, però io veramente non la sapevo, sta canzone. Veramente non la sapevo. Te potevi, oramai si è fatto vecchio, voglio solo per questo. Pure qualche canzone italiana, cioè capite che è nuova però, che magari si può fare parodia. Ciao da mamma, è già una parodia in sé per sé, cioè nel senso già è non è che sei scimuto, no, ma nemmeno a me piace Gianni, dico la verità, perché poi sai quale ho fatto? Parlano tutti quanti di stesse cose. A essa ci piace un vestito bello, i valenziali, le scarpe, la panna, la macchina, e giri in da zona, poi gira per i zoma, poi gira la capa, gira tutte cose, gira. Mon Amour di Nicola Siciliano. Qualcosa di successo proprio, capito? Allora, vediamo un po' Scatola Rosa, no? Sì, tu diventa bellonico. Ah no, quelle ma poco seriano. Ma Scatola Rosa chi la canta? Tutti. Anthony. Tutti quanti in fatto video. Scrive Anthony. Anthony fa bella mo, Scatola Rosa Anthony. Sì, tu diventa bellonico. È live, vamos. È impossibile. Ma chi è? Stava Pasquale Mascia. Antonio, permetti? Prego. Scrivi là. Che devo scrivere? Ecco qua, Antonio Buonomo. È sua la canzone? Non lo so, ti amo troppo. Ah, ecco, aspetta, perciò non 6 anni fa. Aspetta un attimo. Chi da ma non mi scordo sempre. Sempre chi da morto. Mi scordo. Antonio Ottaviano. Ah, ne hai cantato tu quanto sta canzone? Franco, però io voglio a Anthony. Ma l'hanno cantato tutti quanti. Che carattere brutto. Ma si sente una merda. È cantata così, si sente una chiave. Cioè, io devo scrivere la parodia, Sara. Fammi fare. Aspetta. Magari fossi quello. Ma che cazzo. Io ti amo troppo, magari. Aspettate. Prima chi si comanda. E
carattere brutto che tieni e non cambi mai. Ma vai a essere La tu. scuola Mosci, dicono. Ciao, se viene capotino, ma che stanno buono, Carmine. Ah, che succede? E nessuno se vuoi. Nati si cava forza come sta vita mia. Se te lasci già sacci te venga a pigliare. Ci posso mandare. Quante donne che ho avuto in un buon ricordo più. Secondo me io già mettere proprio. Se me già mettere proprio che sta ci fa la parotina con la che sta qua. Che vedi, tutto il pesce che vedi e che si baschette blu. Ci fa la parotina con la che sta così. In de vedi? storie che mette e tu e vai ma chi so che si parla io vi faccio ridere. Aspettate, voglio. Mi dicono, fai Elettra Lamborghini Mala. Mala, cioè che fa Mala? Che vuoi fare Mala? Aspetta, facciamo sentire Mala. Manda copyright Maran da sta live, voglio. De detalles, siempre he sido mala, nunca he sido mala, 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 siempre he sido mala. Non mi piace, non la sapesse fare Carolina, voglio. Cioè a me va impatto. Torna a casa. Le mie skin. Sì, Alex, la potrei fare, sicuramente. Però l'ha fatta già Luca Sepe, capì? Facetemi vedere che mi viene a mente, Marlena torna a casa, se potesse fa. Wow, 49 milioni, voglio, porca troia. 1° ottobre, cioè stiamo parlando in 2 mesi 49 milioni, vai giù. Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Ma meglio Luca Sepe con me la faccia, è impossibile, cioè capite? Cioè voglio Luca Sepe ha fatto una facciami parodia. Carmela torna a casa, vai giù, ha fatto una cosa incredibile Luca Sepe, a me mi piace assai come la fa. Cioè che era lei Luca Sepe, voglio, l'avete sentita la parodia? Che sta qua cioè mi ha rubato. Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, ma già lasciato con Carmela stammi ferro curto. Fanno fedente fredda e mezza visto un gasolino. Non mi stare a Luca, pigliatemi una casa, zii. ma sto cercando ormai a 3 No, ore voglio per è mare e forte, per voglio è forte. terra. Su chiudo pure Arzana, tu cicciotta cartoferra, ma non la trovo, non c'è traccia sulla semediana. Troppo forte. Non è passata manco in dall'ippodromo Ragnana. Carmela se ne chiude ieri sera verso il 9. Una piccicata scema stava cucinando all'ova. Per una puntilla sale più a facetta una cazziata. E mi trovai a TL e l'ova, più stare da capo. E poi una mazza scopa sperando, ma da retirina. Un zuocco la volante, una capata in un strascina. Ma c'ho 21 punti in testa, ma non mi lamento. Perché la vita senza te è proprio una samenta. Quindi Carmela torna a casa che io non so cucinare. Comunque, allora mi dicono, allora io devo decidere. Dice che si è morta alla Paro Staccat Kaz Sio Jazz. O Jazz. Va bene, Mortal. Allora dicono Sosa, che è Sosa? Fatemi vedere che è Sosa. Lele Blade. Sapete qual è il fatto? Voglio. Non voglio andare sul trap e queste cose qua. Tommy Rich, Napoli in 8, no. Sto leggendo ancora, voglio, Ti aspetta alla tarda, l'ho fatta, Ashki. Non lo so, voglio, o dovrei fare... Marlena torna a casa, ma che posso fare però, scusate. Non lo so, posso fare padrone di casa al massimo. Ma posso fare qualcosa in coppa padrone di casa. Convinto a prendere e partire, che
Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco fino a Non che lo il so, sì, tempo qualcosa con porterà padrone sui caso, vai capelli giù. bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa. Non lo so che posso dire. Qualcosa con padrone di casa, vai giù. Con padrone di casa, però già in che modo posso dirlo? No, padrone di casa, una cosa del genere. Prima di ogni cosa, no, è che è troppo triste una cosa. Mengoni Hola, non la conosco, voglio dire la verità. Fai Los Angeles. Una notte sì e una notte no, si potesse fare. Una botte sì e una botte no. Si potesse fare. Una notte sì e una notte no, si potesse fare, sì, vai giù. Sì. Si potesse fare. Una botte sì. Cherofobia. Vediamo cherofobia. Non la conosco, Come te la spiego la paura di essere felici quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici. Mi dicono di stare calma quando serve, mi portano del latte caldo e delle coperte. Ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare grazie a tutti, ora potete andare, ma resto qui a guardare un film. Non la conosco e non mi piace, sono sincero, ve lo dico subito, Diciamo che sembra una cioè è già una parodia Luigi quella. 100 anni Merola. Non è male, già ci pensai, però poi non l'ho fatta più. Gelir come te. No, voglio il rap e trap, non lo voglio fare, non lo voglio fare, vi dico la verità. Adesso facciano tutte le peggio canzoni. E vabbè, è normale, propongono e quindi. Però per te della canzone di Ivan Granatino, voglio un coro. Non lo so, voglio non lo so. Perché mi deve subito suonare belle, capito la cosa? Tipo ad esempio Bella Bionda subito mi è venuta che le poteva fare. Pure allora, tipo Marlena torna a casa, potesse parlare tipo un padrone di casa, no? Se potesse fare. Nulla di tanto l'ho fatta, l'ho fatta. L'infermiera di notte. L'infermiera di notte. Facendo sentire un attimo l'infermiera di notte, facendo vedere come posso mandare. Fatemi pensare un poco come posso mandare con questa canzone. Telefono a quest'ora, ma soltanto dopo fuori sto morendo. Corrente però non già faccio più che la voglio in ossessione. Mi tormenta sempre più. Faticamo insieme, sta vacanza sono sposati. Chiama a casa senza scorrere con mia moglie e poi non fa più giocare. L'infermiera di notte, capo torno con me. L'infermiera di notte, cazzo posso mandare, vai giù. Non lo so. Vai, sto leggendo, Una notte sì e una notte no. Fatemela ascoltare un po'. È fissato per fuori. Sì. Una notte sì. Vediamo un po' come posso mandare con questa canzone qua. Anzi, che sta a febbraio è uscito. Io non posso fare, sempre perdente. Tu da dove vas, sono latitante.
Qualsiasi parodia bisogna vedere sempre il ritornello, vedi come bisogna fare. Poi a Rob ci scrivi tutta la storia. Non si coccherone povere, giù sanno tutto quanto. Una notte sì e una notte no. Una notte sì, una notte no, si potesse fare. Non lo so perché deve fare rima poi. Vediamo. E Dracula fosse buona. Fosse buona, però dopo diventa troppo volgare. Però è che cazzo come cosa, una botta sia una notte no. Oppure se va tipo sei bucate. Ci può stare, però. Troppo volgare, troppo specifico. No, tu fai sempre la puttana quando ne state cacciando. No, che le stesse fava io assai, ho fatto padrone di casa Marlena. Quindi pensavano un po' che la potremmo fare un po' a Marlena, eh. Quindi... Sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa. E stava tipo quando veno padrone casa. Se esce un giappato. Freddo qua si fa sentire. Ma perché mi fa mettere play come richiudo? Quindi Marlena torna a casa. Esce muto YouTube. Che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa. Freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa. Tipo magari che mi giura rinde non is bussa alla porta e io non urapa e di cucina a Ciruzzo zitto non ti far sentire una cosa del genere. Questo mi viene a mente per ora, non lo so. Infatti cazzo si fa sentire. Deve entrare anche metricamente e quello è il fatto. Oh, è asciutto chissà. Che ho paura di sparire. Ho paura. Si può mandare cose che cazzo. Cose che cazzo. E il cielo piano piano qua diventa trasparente. Il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la... Sì, comunque si può fare. Su questa qua. Oppure quella là che già Marit. Vediamo un po' su questa qua cosa possiamo fare. Come fa la canzone? Fritto. Magari sangue. Te brutto che tieni e non cambi. Quando è vecchio? Oggi sarà 2012. Ma fai essere tutto e nessuno se vuoi. Il tornare proprio come fa? Si te lascia già saccia te venga a pigliare. Solo gallo il giorno che t'ha presentaste tu. Ti guardava sparuto, ci voleva per te. Si può tu diventa bello ogni cosa. Niente in una scatola rosa. Ci capite? A bocca si può mandare tutte cose, io proprio a fantasia proprio. Ah, io sui 4 mancano quarta. Lo so. Vabbè, io comunque vi ringrazio per queste idee che mi date. Penso che farò questo qua di scatola rosa. Oppure Marlena torna a casa. Una cosa del genere. Più Marlena torna a casa perché posso fare comunque padrone di casa. Quindi una cosa così la posso fare. Si potrebbe fare, Facciamo vedere una cosa. Perché stavo scrivendo pure una...
Ok. Vabbè, vai giù. Andiamoci a cucca che si è fatto tardi, Grazie per aver passato questi pochi minuti con me e niente. Comunque per la settimana prossima vedo di fare quel video che già c'ho scritto e poi sicuramente da scia canzoni bella bionda che ti faccio per primo. Nel frattempo mi scrivo queste qua. Va bene? Saretta che sta facendo? Sta contando i soldi, che non sa, sapete? No, Sta sistemando in carta. Vabbè. Ragazzi, io vi saluto e vi do un passone, foto in faccia a voi. Ci sentiamo, ci vediamo in questi giorni. Io intanto vi auguro un buon fine anno. Non sparate i bot, perché se sparate i bot tenete a botte, non si sparano le botte, ragazzi, non si sparano, ma raccomando, al massimo solo i mini cicci, la picciata, auto lontano, accorti in manella, cortufiti e botte, giurite varie, non sparate niente che è meglio, ok? Quindi mano basso a voi, facete i bravi, senza botte ragazzi, senza botte. Vi voglio bene, alla prossima, ciao ragazzi, un bacio.